Benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Palermo, lite tra vicini, un uomo ucciso a coltellate, la moglie strattonata durante la fuga dell'assassino. Sul luogo del delitto i figli sotto shock. Dopo una breve ricerca ha arrestato il colpevole. Catania, mitra rubato nel carcere di Bicocca. Misure cautelari per 4, c'è anche una agente della polizia penitenziaria. La guardia carceraria aveva contatti con una spacciatrice che si è fatta fotografare mentre imbracciava l'M12. L'arma è stata ritrovata. Da Termini Imerese a Cefalù, offensiva dei carabinieri contro le mancate misure di sicurezza sul lavoro in aziende di smaltimento dei rifiuti. Catania, davanti alla Pfizer, lo sfogo dei lavoratori della multinazionale che rischiano 330 licenziamenti. Abbiamo famiglie e mutui da pagare. Solidarietà dell'arcivescovo Renna e il viceministro Cirielli attacca. Pfizer ha fatto i soldi con i vaccini anti-Covid e ora scappa. Altra giornata di caldo bollente e di emergenza incendi. Ad Alcamo un uomo appicca il fuoco e distrugge 20 ettari di macchia mediterranea, arrestato. A Valle d'Olmo, nel Palermitano, le fiamme hanno provocato gravi danni a colture e aziende. La crisi idrica dopo Agrigento e Siracusa si estende a Gela. Qui l'acqua scorre dai rubinetti, ma da giorni ha un forte odore chimico che ha fatto scattare il divieto di utilizzo per fini alimentari disposto dal sindaco. Musica, Biagio Antonacci a Tindari, concerto straordinario domani all'alba in uno dei teatri antichi più suggestivi del Mediterraneo. Prime note alle 5:15. Calcio Serie C, il Catania è impegnato su 2 fronti, si lavora in sede agli ordini di Longo, mentre il DS Barrà è indaffarato a sfoltire l'organico. Ufficiali le cessioni di Miceli e Frisenna. Bentrovati, tragica lite fra vicini, un uomo è stato ucciso a coltellate, indagini sul movente, ha arrestato l'aggressore. Marco Gullà. Una lite sfociata nel sangue, terminata con un uomo morto accoltellato, è successo questa mattina in uno stabile di via Papa Giovanni XXIII nel quartiere di Bonagia a Palermo. La vittima è un 69enne, Vito Petrigno, incensurato. Dopo qualche ora il presunto autore, un ragazzo di 23 anni, è stato rintracciato in via del Bassotto. I due avrebbero litigato nei pressi del sottoscala dello stabile e il giovane avrebbe colpito il pensionato con diverse coltellate. Dopo averlo colpito più volte, il giovane ha strattonato la moglie ed è fuggito via. I sanitari del 118 hanno constatato la morte ed è intervenuto il medico legale per eseguire l'ispezione sul corpo. Invece ho trovato una signora, la signora che gridava aiutami, hanno ammazzato. C'è la moglie praticamente del signore. Mi hanno ammazzato mio marito, aiutami. Nel frattempo gli agenti di polizia delle volanti della squadra mobile hanno iniziato le ricerche del giovane che era fuggito ed è stato trovato nell'abitazione di un amico dove aveva cercato rifugio. I figli del pensionato non si danno pace, increduli per quanto successo anche altri vicini di casa. Raccontano che lui questo ragazzo ha spinto la moglie a terra e lo ha coltellato senza nessun apparente motivo, sembra. Lei lo conosceva questo Vito Petrino, Certo, cioè la vittima? certo, Che persona era? Abito proprio al piano di sotto, una persona speciale, una persona unica, veramente. Ad Agrigento ha arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. La moglie lo ha denunciato attivando il codice rosso per insulti, minacce e aggressioni, anche davanti ai figli piccoli. Il marito violento è stato trasferito nel carcere cittadino. A Catania, mitragliatrice e munizioni rubati dal carcere di Bicocca. 4 arresti e c'è anche una agente della polizia penitenziaria, Giusy Lazzara.
Una mitragliatrice rubata e la poliziotta penitenziaria arrestata. Accade anche questo nel carcere di Bicocca a Catania. L'anno scorso sparisce una pistola M12 con le munizioni. Le indagini si concentrano subito sull'agente penitenziaria che per ultima aveva utilizzato l'arma. Lei, pensando di farla franca, si era impegnata a dare una mano nelle indagini, millantando anche conoscenze in ambienti criminali. Così aveva indicato una donna con precedenti penali che poteva fare da tramite per il recupero dell'M12. Si scopre invece dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di fonti investigative che l'agente penitenziario era in contatto non solo con la donna indagata, anche per spaccio di stupefacenti, ma con i figli, uno dei quali aveva preso e nascosto l'arma rubata in carcere e, lo vedete in queste immagini, l'aveva nascosta vicino all'abitazione dove viveva con la famiglia. Poi sui social si vantava col fratello, mostrando le armi. Dalle intercettazioni si è scoperto che nel furto era coinvolto anche un detenuto del carcere. L'arma è stata recuperata. L'operazione della Polizia di Catania e della Polizia Penitenziaria di Palermo ha portato alle misure cautelari. Per tutti e 4 l'accusa è di peculato, detenzione di armi da guerra e spaccio di stupefacenti. La Corte di Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo zio e nipote di origini tunisine accusati dell'omicidio di un cameriere, anche lui immigrato, e il delitto è venuto in centro una notte di 3 anni fa. Manlio Viola. Uccisero un cameriere del locale concorrente dopo averlo seguito in piena notte. Adesso dovranno scontare l'ergastolo. Zio e nipote, entrambi tunisini residenti a Palermo, sono accusati dalla procura di essere uno il mandante, lo zio, l'altro l'esecutore materiale, il nipote, dell'omicidio di Samir, il cameriere algerino assassinato in piena via a Roma la notte del 4 novembre 2023. Secondo la prima ricostruzione, il delitto sarebbe maturato dopo un conflitto fra buttadentro, ovvero i camerieri incaricati di reclutare i turisti che passano invitandoli a diventare clienti, entrare e consumare. Un movente che però non è mai stato dimostrato e che presto è uscito di scena nel processo. Pur senza un movente chiaro, zio e nipote tunisini sono stati condannati anche se da sempre si professano innocenti. L'accusa ha infatti presentato le immagini della videosorveglianza cittadina che mostrano come la vittima sia stata seguita dopo aver finito il turno di lavoro. Le riprese hanno poi mostrato i movimenti del killer, permettendo agli inquirenti di ricostruire la dinamica. Ora è arrivata la condanna all'ergastolo per entrambi. I carabinieri hanno arrestato 2 palermitani accusati di avere preso parte, insieme ad altri 4 complici, alla rapina della filiale Credem di Bagheria un anno fa. In 6, a volto coperto, avevano portato via 6.800 euro, bloccando tutti i presenti e picchiando un cliente. La banda è sospettata di avere messo a segno altri colpi simili in diverse zone d'Italia e in una gioielleria sempre a Bagheria. Palermo, maxi blitz dei carabinieri in 4 diverse aziende di trattamento dei rifiuti in provincia. L'operazione a tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente ed è stata richiesta dalla prefettura dopo un esposto dei sindacati. Manlio Viola. Tutela del lavoro e della sicurezza da un lato, rischi ambientali dall'altro. Un blitz dei carabinieri è scattato contemporaneamente in varie imprese che si occupano del trattamento e dello smaltimento di rifiuti speciali nel territorio della provincia di Palermo, nell'area fra Termini Imerese e Cefalù. Si è trattato di un'operazione condotta dai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, il NIL, quelli del NOE, il Nucleo Operativo Ambientale ed Ecologico, affiancati i primi da INPS e INAIL, i secondi dall'ASP e dall'ARPA, l'Agenzia di Controllo dell'Ambiente. 90 i dipendenti la cui attività è stata controllata in varie sedi dove i carabinieri hanno contestato la mancanza delle autorizzazioni alla demolizione di specifici rifiuti e al riuso dei materiali ottenuti, l'assenza della segnaletica di sicurezza e la presenza di rifiuti ingombranti lasciati pericolosamente nelle vie di fuga dentro le aziende. Contestate anche la carenza di dispositivi di sicurezza antifolgorazione obbligatori per legge durante alcune lavorazioni. I titolari delle imprese sono stati multati per oltre 21.000 euro ed è scattata anche la segnalazione alla Procura di Termini Imerese per ulteriori verifiche sulle autorizzazioni ambientali e sui contratti di lavoro utilizzati. Il vasto blitz in contemporanea su più sedi di varie aziende è scattato su richiesta della Prefettura di Palermo a seguito di un esposto di parte sindacale sulle condizioni dei lavoratori e sui rischi per l'ambiente.
Catania, Pfizer faccia un passo indietro, abbiamo famiglie e mutui da pagare. A Catania lo sfogo dei lavoratori contro gli esuberi annunciati dalla multinazionale farmaceutica. In mattinata sit-in davanti allo stabilimento. Tonino De Mana. Noi ci aspettiamo che Pfizer indietreggi dalla sua decisione, perché non vogliamo assolutamente lasciare il territorio. Aspettiamo che Pfizer indietreggi e sotto il sole cocente, con una temperatura che sfiora i 40 gradi, lavoratori e sindacati sono dati appuntamento davanti allo stabilimento di Catania per manifestare contro i tagli della multinazionale farmaceutica che ha annunciato oltre 330 esuberi, ai quali si aggiungono un'altra quarantina dell'indotto. Una vera mazzata per i lavoratori che vedono precipitare progetti di vita e futuro. Dopo tanti anni di precariato e 6 di disoccupazione di intermezzo, finalmente ero riuscita ad avere la stabilizzazione in questa azienda, ma eccoci qua a combattere per mantenerci il posto di lavoro. Con una famiglia alle spalle, 2 figlie da crescere, il mutuo da pagare. Gazebo, ombrelli, ventagli e bottigliette d'acqua sono fedeli alleati. In questo scenario però anche il caldo passa in secondo piano. Un'azienda ambigua che a parole dice di voler restare qui a Catania, perché nei fatti sta smantellando pezzo dopo pezzo tutta l'azienda. Vicinanza ai lavoratori è stata espressa da Monsignor Luigi Renna, che ha scritto una lunga lettera aperta. A fare da portavoce e sintetizzarla ci ha pensato Don Alfio Carbonaro. Invita l'azienda a riflettere su quelle che sono le motivazioni che la portano ad avere questo atteggiamento nei confronti dei lavoratori della città, perché si guardi a quello che è lo sviluppo del territorio, a quello che ha dato l'azienda nel passato e quello che può dare ancora nel futuro. Il 22 luglio l'avvertenza approda a Roma al Ministero del Made in Italy. Intanto a Catania il viceministro Cirielli ribadisce l'impegno del governo Meloni a sostegno dei lavoratori in questa avvertenza con la Pfizer. L'azienda, dice, ha fatto i soldi con il Covid e adesso vuole scappare dalla Sicilia. Luca Ciliberti. Il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli ha incontrato in municipio a Catania il sindaco Enrico Trantino, una rappresentanza dei parlamentari etnei, per illustrare il contenuto delle azioni avanzate dal governo nazionale a sostegno dello sviluppo delle regioni del sud Italia, della Sicilia e dell'area metropolitana di Catania. Inevitabilmente è stata occasione per parlare delle vertenze aperte in città. Mentre noi parliamo, alla zona industriale stanno manifestando per la vertenza Pfizer, una grossa multinazionale della farmaceutica che sembra voglia abbandonare Catania. Si è preso i soldi grazie al governo Conte, la Pfizer, e adesso se ne scappa. Io credo che bisognerebbe fare questa domanda: cosa intende fare Conte e la Schlein, in virtù anche dei loro rapporti con la Pfizer, per farli rimanere in Italia. Noi mettiamo a disposizione gli strumenti che abbiamo messo a disposizione per tutti, ma evidentemente sono venuti con un investimento facile, forte dei fondi legati al Covid, e oggi si fanno i conti con cambiali firmate da altri. Senti dire qualcosa a questi lavoratori? Beh, ovviamente gli siamo vicini e il ministro Urso si sta dando da fare, e noi con tutti i mezzi legali che abbiamo contrasteremo questa azione della Pfizer, ma c'è sicuramente un impegno complessivo da parte del governo, del Ministero delle Imprese e del Ministero del Lavoro per stare vicino ai lavoratori, soprattutto quelli che sono in difficoltà temporanea nel conservare il posto di lavoro. A Palermo vendevano agli ospedali dispositivi medici non certificati. Indagine della Guardia di Finanza per truffa aggravata, sequestrati oltre 200 articoli privi delle attestazioni di conformità e di sicurezza per la salute, fra cui siringhe, sistemi di raccolta delle urine, strumenti per il monitoraggio della pressione, apparati tubolari e deflussori. Sotto inchiesta una società di Caltanissetta. La Sicilia è sotto assedio, l'abbiamo già detto, per l'AFA, ma anche per i piromani. Ad Alcamo ha arrestato un uomo per l'incendio che ha distrutto 20 ettari di macchia mediterranea. Pesante il bilancio a Valle d'Olmo, con danni a colture e aziende. Critica la situazione anche a Catania. Giusy Lazzara.
Caldo e incendi assediano la Sicilia con temperature incandescenti e a pesare c'è anche la mano dei piromani. Ad Alcamo, nel Trapanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo per il rogo a Baia Santa Margherita che ha distrutto 20 ettari di macchia mediterranea. Testimoni hanno raccontato ai militari di aver visto un uomo lanciare dal finestrino dell'auto una bottiglia con liquido infiammabile che ha provocato le fiamme. Gli incendi hanno interessato anche altri fronti in Sicilia, a Valle d'Olmo, nel Palermitano. Le fiamme hanno distrutto i campi di grano ancora da trebbiare, rebuscate, oliveti e decine di aziende. Questa è la denuncia del sindaco di Valle d'Olmo, Conti, che stima danni ingenti. Giornata infernale anche a Vaccarizzo, zona vicino al mare del Catanese. Oggi nuovi focolai nel villaggio Primosole, che ieri aveva fatto uscire dalle loro abitazioni le 100 famiglie per la paura di restare intrappolate, visto che l'unica via d'accesso era devastata dalle fiamme. Il fuoco non ha risparmiato neanche l'oasi naturalistica del Simeto, come vedete in queste immagini dall'alto, proprio vicino al villaggio Primosole. E il caldo è in intensificazione, con punte di 40 gradi a Palermo. Nelle prossime ore il caldo africano si sposterà sul versante orientale. A Siracusa per il fine settimana ha predisposto un piano di protezione civile con 4 postazioni climatizzate della Croce Rossa a Ortigia e in altre zone della città. A Resuttano un 70enne è stato tratto in salvo grazie all'intervento di un elicottero dell'aeronautica militare decollato da Trapani. L'uomo, colto da malore, risultava disperso. Per poter compiere l'intervento, l'elicottero ha effettuato un atterraggio fuori campo in una zona impervia. Sicilia è il paradosso dell'acqua, dighe piene, rubinetti vuoti. Non è più soltanto la siccità il nemico, tra norme, infrastrutture, polemiche, da Gela ad Agrigento fino a Siracusa. Gerry Italia. L'acqua c'è ma non sempre si può bere, oppure arriva a intermittenza o ancora non arriva affatto. È il caso di Gela, qui l'acqua scorre dai rubinetti ma da giorni porta con sé un forte odore chimico che ha fatto scattare il divieto di utilizzo per fini alimentari disposto dal sindaco. Le prime analisi di Caltacqua non evidenziano contaminazioni né valori fuori norma, ma i controlli proseguono insieme a Siciliacque per capire da dove provenga quell'odore che continua a preoccupare i cittadini. Ed è proprio a Gela che la protesta prova a trasformarsi in iniziativa politica. Al gazebo, organizzato da Controcorrente, si raccolgono firme per chiedere la rescissione del contratto con Siciliacque. Siamo arrivati quasi a 10.000 firme in giro per la Sicilia e questo è qualcosa di straordinario. Nel pieno caldo, in appena 10 giorni, la Sicilia vuole avere un servizio idrico che funzioni, non vuole avere un servizio idrico che faccia business e interessi sul lucro, che è la cosa più importante, che l'acqua. E la prossima tappa del gazebo sarà proprio a Siracusa, dove l'emergenza sembra fare un passo avanti e uno indietro. A Ortigia l'acqua era tornata a scorrere, ma solo per poco. La pressione è nuovamente diminuita e in alcune zone i rubinetti sono rimasti ancora una volta a secco. E infine il paradosso di Agrigento, nella borgata di Maddalusa. Qui l'acqua non manca perché non c'è, ma perché non può arrivare. Le abitazioni sorgono in un'area sottoposta a vincolo e prive dei requisiti di legge. Dopo settimane di tensioni, il tavolo convocato in prefettura ha aperto uno spiraglio soltanto per le persone più fragili. Anziani, bambini piccoli e disabili potranno ricevere l'acqua fino alla fine dell'estate. Poi, salvo nuovi sviluppi, i rubinetti torneranno a chiudersi. Per le istituzioni non è un'emergenza idrica, ma un problema urbanistico. Per chi vive qui però la differenza cambia poco. 3 città, 3 emergenze diverse, un unico denominatore in una Sicilia dove l'acqua oggi non manca nelle riserve ma continua invece a mancare nelle case dei cittadini. A Palermo incontri e convegni in vista dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui hanno perso la vita il giudice Borsellino e gli agenti della scorta. Inaugurato una mostra fotografica al Tribunale di Palermo. Marco Gullà. Mostre, convegni e incontri in vista del 19 luglio, giorno della strage di Via D'Amelio. Questa mattina al Tribunale di Palermo è inaugurata la mostra Rose spezzate, che fa rivivere una fase importante della nostra storia, quella in cui la reazione della magistratura e dell'intera società alla strategia del terrorismo mafioso ha determinato una svolta irreversibile nella coscienza civile del popolo. Quella di oggi non è una semplice commemorazione, è una rievocazione umana, non soltanto storica, è una ricerca della verità che, come abbiamo ascoltato da tutti gli autorevoli interventi, è un dovere che oggi appartiene non solo
alla magistratura e agli inquirenti, ma appartiene alla società civile nel suo complesso. La commemorazione della strage di Via D'Amelio porterà a Palermo anche i big della politica, da Elly Schlein a Giuseppe Conte e poi Arianna Meloni per il centrodestra. Musica, inviato Antonacci a Tindari, concerto speciale domani all'alba in uno dei teatri antichi più suggestivi del Mediterraneo. Prime note, attenzione, alle 5:15. Desiree Ferlito. Passeggio dentro il mondo. C'è un luogo dove la musica incontra il mare, il sole e la storia, ed è proprio lì, nel teatro greco di Tindari, che Biagio Antonacci ha deciso di regalare ai suoi fan un'emozione in più. E se è vero, batti un colpo, amore mio. Dopo le 10 date siciliane, già tutte sold out, il cantautore ha annunciato un 11° concerto speciale. Si terrà all'alba di domani alle 5:15 del mattino, quando il sole sorgerà sul promontorio di Tindari, trasformando uno dei teatri antichi più suggestivi del Mediterraneo in un palcoscenico a cielo aperto. A un certo punto della mia carriera mi voglio permettere di guardare il pubblico negli occhi e portarlo a guardare con i loro occhi questa meraviglia. Di contarne. E se è vero che Un evento unico, battezzato Vivere l'alba insieme, nato dal desiderio di restituire l'affetto ricevuto dalla Sicilia in queste settimane. Un legame che il pubblico ha potuto seguire anche attraverso i suoi social, dove il cantautore si è mostrato sempre più immerso nella vita dell'isola. E conoscere veramente chi lavora in questi spazi e il popolo che occupa questi spazi, la mentalità, la cucina, la simpatia, l'accoglienza. se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che se lei Con un abbraccio musicale destinato a rimanere nella memoria del pubblico. un po' meno fammi sentire se Alle 5:15 stanotte a Tindari. Breve pausa, poi il calcio con il Catania attivo su 2 fronti. Si lavora agli ordini di Longo, mentre il DS Barra è impegnato a sfoltire l'organico. Vi aspetto. Calcio Serie C, il Catania è impegnato su 2 fronti, si lavora in sede e agli ordini di Longo, mentre il DS Barra è indaffarato a sfoltire l'organico. Ufficiali le cessioni di Miceli e Frisenna. Tonino De Mana. Nel giorno della presentazione il nuovo DS Varrà era stato chiaro: bisogna sfoltire l'organico, ringiovanirlo e soprattutto nessuno è incedibile. Il mercato del Catania si muove quindi in questa direzione con l'obiettivo di abbassare l'età media e consegnare al tecnico Longo una squadra combattiva e competitiva. Doppio allenamento in sede per i rossazzurri con il programma di lavoro che ha dovuto tenere conto anche del forte caldo. Gruppo in campo di buon mattino e dirigenti impegnati nelle delicate manovre di mercato. Ieri è stato il giorno dell'addio di Miceli, approdato alla corte di Birindelli al Novara e di Frisenna, quest'ultimo ceduto a titolo definitivo al Cittadella. Valigia in mano anche per Carnierutti, che non rientra nei piani di Longo e che interesserebbe a Sorrento e Guidonia. Sul piede di partenza Di Noia, Bocic e Chiarella. L'obiettivo è sfoltire l'organico per poi concentrarsi alle manovre in entrata, tenendo presente che gli arrivi di De Falco e Miai, in considerazione della giovane età, possono considerarsi operazioni secondarie e che serve ben altro per alzare il livello tecnico della squadra e stuzzicare quindi la fantasia dei tifosi. In entrata, brusca frenata per l'esterno Todisco dell'Avellino, che starebbe valutando un'offerta della Virtus Entella. Intanto si separano le strade del Catania e del preparatore atletico Giovanni Petralia, che non hanno trovato l'intesa per proseguire insieme. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.